No, allora, siete stati bravi all'inizio, andate di seguito, come finisce uno attacca subito l'altro perché vanno velocissimi. Però nel video alla seconda strofa c'è la sopravvenienza delle voci. Sì, si devono sovrapporre, sì, dopo un po' sì. No, tutti sovrappongono a lui. C'era fuori a te qui. All'ultima terzina del terzo. È difficile, eh? Ma mamma, è così. Adesso ridammi subito il sole, avanti! Non fare la sciocca, ridammelo! No, lasciami stare, non fare il Ti ho detto ridammi il sole, smettila di giocare! te lo devo dare, neanche per sogno è mio! Ora smettila di fare la ragazzina, queste non sono cose con cui scherzare! Guarda, quando lei dice non fare il prepotente, attacchi tu con la tua. No, tu vai avanti, come... non ascoltare a lui. Tu vai, sì. Zuzzu, ridammi subito il sole, Zuzzu. No! Oh, t'ho detto che devi dare il sole. No e no, lasciami stare, non fare il prepotente, ce l'ho io adesso. Ora smettila di giocare, oh, che qua, ragazzi. Perché te lo devo dare? Neanche per sogno, è mio! No, tu non ti devi fermare. Ah, io devo andare di Di serio. seguito, sì. No, sì, mi parla perché si sovrappone a... In Francia fanno, noi in Italia abbiamo il copione di carta, in Francia hanno tipo karaoke, hanno una barra dove scorre il testo, secondo me è più difficile. Quindi io devo fare la terza e la quarta battuta di serio. Sì, bravo, esatto. Proprio mezzo secondo e poi attacchi. Quindi ti seguo praticamente. Adesso dammi subito il sole, avanti! No! Non fare la sciocca, ridammelo! No e no, lasciami stare, non fare il prepotente, ce l'ho io adesso. Perché te lo devo dare? Neanche per sogno, è mio. Senti, non mi fai incazzare! Bravi. L'abbiamo registrato Comunque, grosso modo, in sala di doppiaggio questo succede, grosso modo, eh. No, è vero. Più o meno questo succede. Si improvvisa. No, sì, no, dai. Non hanno improvvisato, almeno loro, hanno letto un testo e... Adesso la ragazza passa col cappello a raccogliere sì. Ah, ok. Facciamo provare qualcun altro su questo stesso cartone o proviamo altro? Noi abbiamo o Paolo o noi Simpson. Andiamo un po' a casaccio, su tanto poi ritorniamo indietro, andiamo avanti. Chi si vuole proporre? Vai. Ok, allora cosa stiamo provando? I Simpson? Volontario. Allora, che ci serve? Scusate un attimo solo. Prima scopriamo quali sono i personaggi, prima prendiamo 3 uomini e sono tutte donne. Quindi, allora c'è Krusty che ce l'abbiamo. No, ma lo faccio fare a loro, guarda, oggi sono... No, fai tu. Dacci questo piacere. Krusty, Signor Black e Milhouse. In realtà c'è anche Bart, c'è una bella confusione in questo pezzo, secco. Lo vediamo un attimo se è fattibile. Io voglio fare secco. Ciao ragazzi, benvenuti al campeggio di Asti! Ci vedremo fra qualche settimana. Fino ad allora ho dato tutto in mano al mio migliorissimo amico che ho al mondo. Il signor Black. Voglio che voi trattiate il signor Black stesso rispetto che avreste per me. Ora ecco, il signor Black. Grazie Krusty e benvenuti ragazzi. Io sono il signor Black, il vostro capo supervisore. Negli ultimi 15 anni sono stato presidente di Euro... Questo è difficile per lui, è entrato nel panico. No, lo faccio, giuro lo faccio. Ha detto che lo fa. Ma sì, chi interpretava tua figlia nella situation comedy Presidente Claudio? Lo so, sono me, ma è abbinato un negozio di liquori lo scorso anno. Sento puzza di sbirro, lo vediamo sul microfono lo scorso. Questo mi sembra meglio, Ok, allora bastiamoci su questo, quindi mi serve
un uomo e una donna, immagino, un Bart Sì, e una Lisa. No, era Lisa, sì, era lì. Cioè un Bart e una Lisa. Ok, un attimo, io lo so che tutti ne vogliamo provare, un attimo. Quindi questa da qui è decisa. Sceglie lui, facciamo così, che è più bravo. poverino. Lui è già qua, ok? Ci prendiamo. Quindi una donna serve. Ci serve una donna. Vai. Ok, dai, venite qua tutte e due. Ciao, come ti chiami? Diego. Fai la voce da Bart. E ciucciati il calzino, non ciucciami. Ok. Ok. La sentiamo prima. Forse se state abbassati un attimino così facciamo vedere pure loro. Per ora. Grazie. No, non sono fasullo, sono il vero Krusty! Ah sì? Chi interpretava tua figlia nella situation comedy Presidente Non lo Club? so, solo me, ma ha rapinato un negozio di liquori lo scorso anno. Sento puzza di sbirro, vediamo se ho il microfono nascosto. No, la faccio no! È Krusty in persona! Guardate la cicatrice del pacemaker, la voglia a forma di testa di viterbo e il suo famoso capezzolo superfluo. Almeno siete peggiori della dogana. Non hai potuto, Krusty! Io non presterei mai il mio nome a un prodotto scadente. Hanno portato un autocarro pieno di soldi fino a casa mia! Io non sono fatto di piede! Krusty, vuoi campeggiare un incubo? Ci hanno dato la pompa d'avena, ci hanno costretti a confezionare portafogli e uno dei compagni è stato divorato da un orso. Oh mio Dio! Veramente l'orso si è mangiato il suo È cappello. un bel cappello! Beh, Oh mio Dio! No, non sono fasullo, sono il vero Krusty! Ok, la rivediamo, è lunga. Ci proviamo. Ok. La vedi più corta? No, non sono fasullo, sono il vero Krusty! ah sì? Chi interpretava tua figlia nella situation comedy Presidente Non Club? lo so, solo me, ma ha rapinato un negozio di liquori lo scorso anno. Sento puzza di sbirro, vediamo se ho il microfono nascosto. La faccio no! È Krusty in persona! Guardate la cicatrice del pacemaker, la voglia a forma di testa di viterbo e il suo famoso capezzolo superfluo. Almeno non siete pignoli come la dogana. Non hai potuto, Krusty! Io non presterei mai il mio nome a un prodotto scadente. Hanno portato un autocarro pieno di soldi fino a casa mia. Io non sono fatto di piede. Krusty, questo campeggio era un incubo, ci hanno dato la pompa d'avena, ci hanno costretti a confezionare portafogli e uno dei compagni è stato divorato da un orso. Oh mio Dio! Veramente l'orso si è mangiato il suo È cappello. un bel cappello! Beh, Oh mio Dio! Ok, ci proviamo. Lo faccio da qua io. No, non sono fasullo, sono il vero Krusty! Ah sì? E chi interpretava tuo figlio nella situation comedy il Presidente Club? Non lo so il suo nome, ma ha rapinato un negozio di liquori lo scorso anno. Sento puzza di sbirro, vediamo se ho un microfono nascosto. No, la faccia no! È Krusty in persona! Guardate la cicatrice del pacemaker, la voglia a forma di testa di vitello e il suo famoso capezzolo superfluo! Almeno non siete pignoli come la dogana. Come hai potuto, Krusty? Io non presterei mai il mio nome a un prodotto scadente! Hanno portato un autocarro pieno di soldi fino a casa mia e ora sono fatto di pietra. Krusty, questo campeggio era un incubo! C'hanno la mappa d'avena, ci hanno costretti a confezionare portafogli e uno dei compagni è stato divorato da un orso! Oh mio Dio! Era un bel cappello? Oh mio Dio! Lo diciamo in tre, anche con loro due sono stati molto bravi. Molto bravi. Bravi. L'applaudo anch'io. Stavo attento a Krusty, ma sei Lasciate un curriculum. Ah, Grazie. bravi, bravi.
Un altro pezzo o proviamo lo stesso con altre persone? Proviamo lo stesso con altre persone, che sembra... E questo è abbastanza facile. Abbastanza. In realtà loro sono professionisti. Ah, Ok, chi prendi? Chi prendi? Ci serve sempre un uomo e una donna? Prendiamo chi da qua? lei, dai. Chi hai scelto? Ragazza con sì. Lei là sotto? Lei laggiù. Ce la facciamo passare? Ok. E il ragazzo? Lui. Lui? Ok. Non c'è bisogno di rivederlo già, lo conosciamo. Proviamo direttamente, va bene? Volete farlo direttamente o volete dire una volta? Sì, dai, andiamo una volta. No, non sono fasullo, sto vivendo Krusty! Ah sì? Chi interpretava tua figlia nella situation comedy Presidente Non Clown? lo so, solo me, ma ha rapinato un negozio di liquori lo scorso anno. Sento puzza di sbirro, vediamo se il microfono nascosto. No, la faccio no! Ma Krusty in persona! Guardate la cicatrice del pacemaker, la voglia a forma di testa di chitarra e il suo famoso capezzolo superfluo. Almeno non siete pignoli come la dogana. Come hai potuto, Krusty? Io non presterei mai, il mio nome è un prodotto scadente. Hanno portato un autocarro pieno di soldi fino a casa mia e non sono fatto di piede. Krusty, questo campeggio era un incubo, ci hanno dato la pappa d'avena, ci hanno costretti a confezionare portafogli e uno dei compagni è stato divorato da un orso. Oh mio Dio! Veramente l'orso si è mangiato il suo È cappello. un bel cappello. Beh, Oh mio Dio! Parte Madonna, sì. Sia in originale americano che in Italia. Ah, anche lui, sì. Ma in genere... Madonna, sono grandi, Ma in genere i bimbi sono fatti. A Milano, spesso, è una cosa che non sopporto. Però questo è un cartone, però non, una cosa che non sopporto. Io da direttore, quando sono bambini, chiamo i bambini. Ok, la proviamo? Lo so che c'è una domanda. Dopo riprendiamo le domande. Pronti? Fondo Christian è desiderato all'Info Point. A fondo Christian. No, non sono fasullo, sono il vero Krusty! Ah sì? Chi interpretava tuo figlio nella situation comedy del Presidente Clown? Non lo so il suo nome, ma ha rapinato un negozio di liquori lo scorso anno! Vediamo se ha un microfono nascosto. No, la faccia no! Oh, In persona, guardate la cicatrice del pacemaker, la voglia a forma di testa di vitello e il suo famoso capezzolo superfluo. almeno non siete pignoli come la dogana! Come hai potuto, Krusty? Io non perderei mai il mio nome ad un prodotto scadente. Hanno portato un autocarro pieno di soldi fino a casa mia! E ora sono fatto di pietra! Questo campeggio è un incubo, se non da comando da me, ma se non tu sei Oh mio Dio! Era un bel cappello? Oh mio Dio!